Ragazzi, è ufficiale. Kvaratskhelia, Fradm è un nuovo giocatore del Napoli. E voglio, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superalana. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi reagiamo alle migliori giocate di Kvaratskhelia. Ma raga, così si chiama. Prima di cominciare, lasciate tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Siete tanti a guardare il video ma non siete ancora iscritti. E lasciatemi qui sotto nei commenti un vostro parere. Cosa ne pensate di questo calciatore, almeno dai video YouTube? Pur Vargas era forte in Coppa YouTube, ma adesso dobbiamo vedere nella realtà questo Kvaratskhelia come giocherà nel Napoli. Vado a leggere un po' di cose. È ufficiale comunque questo acquisto perché il presidente proprio lo ha annunciato a Radio Kiss Kiss Napoli. Si era già parlato tempo fa di questo nuovo giocatore. Per quanto riguarda le cifre, si parla di circa 10 milioni di euro da versare alla Dinamo Batumi. Quanto invece concerne lo stipendio, è possibile che possa guadagnare più di 1 milione a stagione netto per il solito quinquennale. Molto giovane, è un classe 2001. Beatais, vabbè, la nazionalità la conosciamo tutti quanti, georgiano, altezza 1,83, quindi anche abbastanza alto, posizione naturale, attaccante ala sinistra, però può anche rivestire un altro ruolo, anzi altri due, ala destra, quindi all'occorrenza potrebbe andare a sostituire vari Politano e Lozano, e anche seconda punta, quindi attenzione. Da quel che so è anche molto veloce, molto rapido, molto abile. Io non lo conosco, questo video che andremo a vedere è la prima volta che lo vedo, quindi speriamo che questo è forte, vediamo. Un casco integrale, mamma. Dimmi un po' cosa fine fa. Un doppio passo tegna. Facci lo cazzo di tunnel che ha fatto qua. Sola, facci lo cazzo. Rientro sul sinistro. Faccia roga. Sinistro ci siamo. Destro-sinistro, come funziona con questo? Anche lì l'ha mandata un euro. Ha fatto un altro gol. Oh mio Dio, in mezzo a due, ma l'ha combinato. Anche l'assist c'ha. Ma chi sto per fare? Oh maronna mia. Ma questo è serio? Ma magari ci hanno cattato a Maradona, ci hanno cattato. Ma è lui che ha segnato qua in rovesciata. Non ha fatto l'assist, canna ci capito manco qua. Sul primo palo, rasoiata. Uno qui. Oh, di sinistra. Destro-sinistro, voglio, questo te ne malamente. Vabbè, qua si è scartato il portiere pure. Un doppio passo te ne Pavizzi. Vabbè, qua nessuno l'ha piato pallone. Qua ruba il pallone, punta all'aria, potrebbe passarla, invece no, dice ma che spacci, mi da passa a questa palla che tengo su destra. E a botta in. Qua si scarta il portiere. Allora sei qua, Ottaviano. Aiuto, nato tunnel, aiuto, chi sto ciò te ne alla me. Ma chi sei bravo? Ma mi sbagli. Che è partito dalla casa su. Altra giocata, altro tunnel, Samma 3. A chi non l'ha mannata? Aiuto! Non la passa la palla, aiuto! Non la passa la palla, è sicuro di sé. Vabbè, questa è la deviata. Prepariamoci alle bestemmie, prepariamoci. Già sacci, frase, passa sta spaccibbe palla. Ma chi si sa paese? Ah, tu gol. Dopo una serpentina e uno slalom. Ma che se pure te lo destra gira. Qua invece di destro, sinistro. Non dico che non fa distinzioni, però è bravo con entrambi i piedi. Qua giocata di fino sulla linea laterale. Ma vinci con il rimballa, poi ha un culo pure. Poi che fa di tutto. Oh, pure era buona. Seva! Vabbè, qua il rimbalzo per te era un po' cambiata, ci sta però. Addio, ma chi sei tu te? Chi sei bravo? Chi sei forte?
Coppa YouTube. Su YouTube sembra molto molto forte. Bell'anticipo qua di testa. Qua di testa addirittura. Bell'anticipo. Un altro tunnel. Stiamo a 4. Hai visto tunnel delle Popizzi, Ruba palla. Giocata. Finta, doppia finta, tripla finta e poi in 2 set. Oh, voglio che si tenga tira a giro. Questo ho capito che deve andare a sostituire Lorenzo Insigne, ma questo sostituisce in tutti i sensi. Cu tira a giro. Mamma mia, allora mi sa pure questo. Ma questo ha fatto bene. Ma questo quanta gol ha fatto in da carriera? Mi pare che ha canato tunnel, non l'ho visto. Qua di tacco. Oh, mamma mia che tiro a giro che ha fatto pure qua. Becco con l'affatino. Ma ci sta. A questo ci piace proprio a fa. E si acciurrano in coppa la linea laterale. Però ne esce sempre. Altra giocata. Ah, voi tiene pure un culo a mocca. A Nichella ci servono poche culo rotta. Bello sti rimballa vinta. Mamma mia. Già muoveca. Vogliono malamente. Caraschelia. Poi vogliono malamente. Caraschelia. Ti la gira Caraschelia. Voglio l'assist pure te, ne? Vabbè, pochissimo te una capa per spartire il ricchio, l'ha buttato in 2 cessi, però comunque te, ne? Ce l'hai il piede. E minchia se ce l'hai il piede. Qua torna a recuperare, di esterno si parte. Ottimo. Cambio lato. Qua torna a centrocampo. No, non c'ha lì la palla, Addirittura qua di tacco. Ah però. Destro, sinistro, tiro. Di tacco. 1-2. Ti hanno vizzi pure Rutak. Che hai capito? Ti hanno pure vizzi Rutak. Allora, un paio di cose che ho visto. C'ha il vizio del tacco, il vizio del tunnel, il vizio del tiro a giro e il vizio di non passarla. Mo capiamo se è un bene sul fatto di non passarla, se è sicuro di sé. Camera che ha fatto nato tunnel. Nato tunnel! Bello poi quando ti attraversa tutto il campo. Lo vedo bello, rapido, veloce, Attenzione. Bella imbucata qua, Karaschelia. Si chiama Karaschelia. Karaschelia. Recupera palla Karaschelia. Qui riparte ancora Karaschelia. Mamma mia, che intervento. Bell'intervento. È uno che torna pure abbastanza dietro da come sto vedendo. Bello come salta l'uomo, la mette dentro. Mamma mia. Chi se l'ha fatto qua proprio lui, l'ha fatto il gol. Karaschelia, dentro per Lozano. Sul primo palo. Ecco qui, Karaschelia, poi vogliono malamente. Lozano sul secondo palo e ancora lui. Karaschelia, palla dentro, poi vogliono malamente. Karaschelia. Mamma mia che giocata col tacco, sembra Maggio. Vedi, te non vizi lo tacco, te l'ho detto. Te l'ho detto che c'è il vizio del tacco, tu non sta a sentire. E qui, Karaschelia. Un altro tunnel. Le chiama i migliori tunnel, reagisco ai migliori tunnel di Karaschelia. Mamma mia che
Non è gol, ma per poco però. Ehi, arbitro! E chi stai fa? Qua c'è sindromi. Un altro tunnel l'ha fatto qua. Ancora Kvaratskhelia, infermabile. Ancora qui, un tacco, poi un tunnel. Ancora qui, Kvaratskhelia. Qua in mezzo a due se ne va sicuro. Facilite che sono in mezzo a due, già ci capito a chi sei. Però voi tirate una chiave che... Qua in mezzo a tre, ma solo con farlo potete fermare arbitro, metto cialca. La mine. E ancora Kvaratskhelia. Oh, ancora la serpentina di Kvaratskhelia la mette dentro. Kvaratskhelia, Kvaratskhelia. Oh, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia la tira, no. La fitta. Ecco qui ancora Kvaratskhelia. Punto all'area di rigore avversaria. Ancora Kvaratskhelia potrebbe tirare la calcia. Fuori di un nulla. Kvaratskhelia. Qua in mezzo a due ancora sul campo di patate. Colpo di tacco. Calcio di rigore, pure calci di rigore. Infatti effettivamente mancano calci di rigore. Quindi è pure rigorista, mi confermate? E qui anticipa il suo avversario. Molto bene ragazzi, molto bene. Allora vi dico la verità, io ci scherzo molto su questo. È vero, anche Edu Vargas era molto forte quando andammo a guardare le best skills and goals di Edu Vargas. Io mi auguro che questo Kvaratskhelia sia così forte anche nella realtà, ma soprattutto con il Napoli. Probabilmente il Napoli cambierà anche modo di giocare con questo nuovo esterno. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Mi ha fatto una bella impressione, almeno dai video mi ha fatto una bella impressione. Speriamo bene. Dai Kvaratskhelia.